Shock a Venezia dopo il ritrovamento del corpo mummificato di un professore morto da 7 anni. Possibile che nessuno si fosse accorto di nulla per così tanto tempo? Rintracciata intanto dai carabinieri la sorella. Fallimento della DPF Group, società di gestione della Troni, chiusura dei punti vendita e centinaia di posti di lavoro a rischio anche in Veneto. Stamane presidio dei lavoratori a Venezia. Ex mala del Brenta ieri sera a Ring, il procuratore Fogliadelli dopo le rivelazioni dell'ex boss: non escludo che possano esserci vendette nei confronti di Felice Maniero. Ragazzino di 12 anni ferito da un bullo che ieri all'uscita di scuola dopo una serie di angherie l'ha colpito al volto con una palla di ghiaccio, accaduto nella Milanese. Doveva essere marea record, invece nella notte è rientrata l'emergenza, Venezia per l'acqua alta fortunatamente si è fermata a 101 centimetri. Il freddo prolungato previsto anche nei prossimi giorni preoccupa gli agricoltori, le gelate notturne fanno slittare le semine e mettono a rischio colture pregiate come l'asparago. Tutti i canali della Marca in secca per la sperimentazione della grande asciutta. A Treviso nei prossimi giorni rischio cloaca sul Sile. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. L'avete sentito dai titoli in primo piano: lo shock a Venezia e nel Veneto dopo il ritrovamento del corpo mummificato di un professore morto da 7 anni. Possibile che nessuno si fosse accorto di nulla per così tanto tempo? Possibile morire così nell'indifferenza generale? È stata intanto rintracciata dai carabinieri la sorella dell'uomo, ma ci aggiorna con tutti i dettagli al telefono da Venezia Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno da Venezia. La ricerca dei parenti del professor Lelio Baschetti, il cui cadavere è stato ritrovato mummificato nel suo appartamento di Dorsoduro. Dicevamo, la ricerca dei parenti ha dato esito positivo. È stata infatti rintracciata a Lido l'anziana sorella del docente, di cui non si avevano notizie da 7 anni, tanto da far decidere gli uffici dell'anagrafe del comune di cancellarlo dagli elenchi dei residenti già nel 2013. Vi abbiamo riferito nel giornale di ieri che Lelio Baschetti viveva da solo in centro storico e in solitudine aveva scelto di condurre la sua esistenza. La morte perciò potrebbe averlo sorpreso nel sonno e nessuno se ne sarebbe accorto fino a domenica pomeriggio, quando la porta di quell'appartamento, rimasta sempre chiusa in questi anni, è stata invece notata socchiusa dal vicino di casa che ha dato l'allarme. Ora il cadavere di Lelio Baschetti si trova all'obitorio dell'ospedale civile di Venezia in attesa di ulteriori accertamenti. Da Venezia è tutto, a voi. Fallimento della DPF Group, società di gestione dei negozi della Troni, chiusura dei punti vendita in tutta Italia, centinaia di posti di lavoro a rischio anche in Veneto, e questa mattina presidio dei lavoratori a Venezia. Ci aggiorna al telefono Tommaso Stoppa. Buongiorno. Sì, buongiorno da Venezia, dove è in corso in questo momento al Palazzo della Regione Veneto l'incontro tra l'assessore al lavoro Elena Donazzan e una rappresentanza dei lavoratori di DPS del gruppo Troni, che sono stati licenziati, o meglio l'azienda ha dichiarato fallimento e ci sono ben 800 posti di lavoro in Italia che vanno verso la scomparsa, 43 negozi che chiuderanno e 75 di questi posti di lavoro sono in Veneto. Un presidio di lavoratori è di fronte al palazzo dalle 10 di questa mattina circa per far conoscere e sensibilizzare la popolazione al loro problema e ad attendere naturalmente l'esito di questo incontro. A causare questa situazione è la crisi generale del settore dell'elettronica di consumo, questo almeno dicono da DPS, ricordiamo gruppo Troni. Quello che si teme è appunto che non ci sia una via d'uscita. I lavoratori vorrebbero un interesse da parte delle istituzioni per una cassa integrazione straordinaria che gli permetta di rimanere in piedi ancora qualche mese, nella speranza che arrivino manifestazioni di interesse da altre aziende. Sembra una strada molto stretta da percorrere, ma ne sapremo di più al termine di questo incontro, su cui vi aggiorneremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali.
L'ex mala del Brenta al centro della puntata di ieri sera di Ring dopo le nuove rivelazioni dell'ex boss Felice Maniero. In studio tra gli altri il procuratore Fogliadelli, che non esclude possano esserci delle vendette nei confronti di Felice Maniero, ma sentiamo un estratto della trasmissione di ieri. Non mi sento di escludere la possibilità di una vendetta e spiego anche la ragione. È sempre stata mia ferma convinzione, lo dico adesso, forse non lo avrò mai detto prima, che il cosiddetto pentimento, o meglio la resa di Maniero allo Stato, nascesse da elementi molto precisi. Il suo indebolimento di prestigio e di capacità di comando all'interno dell'organizzazione per effetto della lunga latitanza. Nella criminalità non esiste il vuoto. Se un capo comincia a declinare nella sua capacità di controllo e nel suo carisma, non c'è nulla da fare, si tende a sostituirlo. Lei ha fatto un nome, Antonio Pandolfo, ed è uno che noi sappiamo che giurò vendetta contro Maniero, chiamato appunto il traditore. Degli altri mi è più difficile esprimere una impressione, ma sarebbe soltanto una impressione così a livello emotivo e preferisco fermarmi qua. Non sottovalutiamo mai questa memoria di ferro dei criminali. Offese e soprusi in una scuola media del Milanese, protagonista un giovanissimo bullo che da tempi aveva preso di mira un ragazzino di 12 anni. Ieri la vittima è stata colpita in pieno volto con una palla di neve ghiacciata. Quando è tornato a casa il ragazzino ha raccontato l'accaduto ai genitori, che hanno immediatamente chiamato la direzione scolastica. Ora la scuola sta contattando la famiglia del presunto aggressore per cercare di trovare una soluzione condivisa. Intanto al 12enne nel corso del pomeriggio si era gonfiato l'occhio, tanto da convincere i genitori a portarlo al pronto soccorso dell'ospedale all'Angelo di Mestre. Medicato, è stato dimesso con una prognosi di una settimana. La famiglia potrebbe presentare una querela ai carabinieri. Ed ancora la vicenda della mamma della castellana pestata dalle figlie alle quali non aveva voluto fornire i codici della carta di credito per pagare una vacanza. Nelle famiglie sempre più conflitti, dice il sociologo, i figli non sanno accettare i no. Ma sentiamo. Picchiata brutalmente perché si era rifiutata di fornire il codice della carta di credito non a ladri o rapinatori ma alle sue due figlie di 17 e 20 anni. L'episodio sconcertante si è verificato in un comune della Castellana e risale a circa un mese e mezzo fa, quando le due ragazze, dopo aver deciso di voler trascorrere qualche giorno di vacanza a Praga, hanno chiesto alla madre il codice della carta di credito per pagare online. Al rifiuto della donna, violentissima la reazione delle figlie, schiaffi, pugni. Alla fine la donna è riuscita a divincolarsi ed è corsa all'ospedale di Castelfranco, dove i sanitari l'hanno medicata. 7 i giorni di prognosi per lesioni fortunatamente lievi, anche se le ferite veramente gravi sono quelle nell'animo della mamma. Dell'episodio sono stati informati anche i carabinieri. Le due ragazze sono state denunciate per lesioni personali, minacce e violenza privata in concorso. Una vicenda inquietante che induce ad una riflessione sulla famiglia di oggi e sui rapporti tra genitori e figli. Un fatto doloroso in cui c'è una figura materna che è stata presa, io userei l'immagine come una mamma salvadanaio, e questa mamma salvadanaio dovrebbe avere il dovere di finanziare le spese delle figlie. Aspetti educativi ed anche capacità da parte dei genitori di non assecondare sempre le richieste dei figli. Mancanza anche di risposte che in lingua italiana sono molto corte e si chiamano no. Cioè del fatto che alle richieste dei figli, fin da piccoli chiaramente, qualche volta è educativo, molto educativo, dire un no perché no, ma un no motivato. Ecco, anche il no ha una forte valenza educativa.
Sopralluogo dei RIS dei Carabinieri oggi a Verona, nell'appartamento dove la sera del 30 dicembre scorso venne uccisa e fatta a pezzi Khadija Benjekik per l'omicidio della donna marocchina, 46 anni. È in carcere il compagno albanese di 51 anni che ha confessato il delitto raccontando di essere stato aiutato dal fratello per sezionare il corpo e poi abbandonarlo in un campo a Valeggio sul Mincio. I rilievi dei RIS, secondo quanto si è appreso, avrebbero lo scopo di trovare tracce della presenza del fratello del presunto assassino e della sua collaborazione nel delitto. L'albanese, che vive a Milano, è stato arrestato lo scorso 20 febbraio con l'accusa di vilipendio e occultamento di cadavere in concorso. Ed ora il maltempo che in questi giorni si è abbattuto anche sul Veneto. Contrariamente a quanto ci si aspettava, fortunatamente nella notte è sceso il livello dell'acqua alta a Venezia, che in questi giorni ha visto dati da record per il mese di marzo. Sentiamo. Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile di Venezia ieri sera ha comunicato un notevole miglioramento delle condizioni meteo, con un'imprevista assenza di vento davanti al litorale veneziano. Già alle 20:30 c'era un miglioramento della previsione di marea a 110 cm sia per Venezia che per Chioggia, e alle 22, visto l'ulteriore miglioramento delle condizioni, è stato inviato ai cittadini il consueto SMS che annunciava il miglioramento della previsione con un massimo compreso tra 105 e 110. Con questo evento si chiude il periodo di criticità meteo-marina che il Centro Maree, in accordo con le indicazioni dei principali centri meteo, aveva segnalato fino ad oggi. Nell'arco di questo breve periodo si sono verificati 10 eventi mareali, 2 al giorno, 5 dei quali superiori ai 95 cm. 3 di questi hanno superato i 100. Il livello di 124 registrato domenica 18 si è fermato a 1 centimetro dal record storico per il mese di marzo, che è 125. Nei prossimi giorni il tempo dovrebbe migliorare e dare un po' di tregua alla città. Ma intanto le basse temperature di questi giorni, che peraltro sono previste anche almeno fino a giovedì, stanno avendo delle ripercussioni sull'agricoltura. Sentiamo le preoccupazioni dei coltivatori. Le piogge e la gelata di oggi praticamente hanno chiuso completamente la possibilità di seminare le bietole, per cui è probabilmente un raccolto che andrà perduto. Addio alle bietole per il 2018. Le gelate fuori stagione hanno compromesso irrimediabilmente questa coltura e ora mettono in serio pericolo anche ciliegi, susini, peschi e albicocchi. Dopo un anno di lavoro si rischia la perdita dei prossimi raccolti. I frutteti precoci, che ne so, albicocche per dire, o anche alcune varietà di pesche, può darsi che risentano del freddo, anche perché per i prossimi giorni prevedono delle gelate notturne e mattutine molto forti, per cui sicuramente saranno probabilmente in pericolo. Dove la temperatura rimarrà a lungo sotto lo zero sono inoltre a rischio le primizie di stagione come gli asparagi, che per l'abbondante acqua non potranno essere coperti. Anche le prime patate, seminate dopo la precedente ondata di gelo siberiano, ora rischiano di marcire. Posticipate, si spera non di troppo, le semine di mais e delle altre produzioni estive come legumi, pomodori, melanzane e peperoni. L'anno scorso è stata sicuramente un'annata molto particolare in un verso. Questa già si presenta molto particolare nel verso opposto. Si spera che prima o dopo il tempo, metta un po' di criterio e ci lasci lavorare e ci dia una buona stagione. Fino adesso, per un motivo o per un altro, alcuni prodotti hanno avuto grossi problemi. Fine marzo con rischio asciutta per i canali della provincia di Treviso. È il risultato di una sperimentazione del Consorzio Piave con l'applicazione di una nuova normativa europea contro lo spreco d'acqua, e nelle prossime ore è rischio cloaca in città a Treviso. Ma sentiamo. L'Europa ha imposto agli Stati membri, comunque all'Italia, già dal 2000 di passare a un deflusso minimo ecologico. È l'ennesima indicazione che arriva da Bruxelles: standardizzare l'utilizzo dell'acqua prelevata dai fiumi per evitare spreco e soprattutto inaridimento dei corsi naturali.
Nel nostro specifico il caso Piave è emblematico, anche se in molti casi più che il prelievo dei consorzi è l'acqua drenata dai bacini elettrici a rendere pietraia il corso del torrente fiume. Ma tant'è, e l'Europa anche in questo aspetto è irremovibile. Ha dato 4 anni di tempo di sperimentazione per sperimentare appunto cosa potrebbe succedere. Il nostro obiettivo è quello di sperimentare cosa potrebbe succedere per poi, assieme di tavoli tecnici e istituzionali, trovare le forme per dare una risposta per un nuovo equilibrio idrico di questo territorio. Ecco perché già in questi giorni, ma soprattutto nei prossimi, fino a fine marzo, inizieremo a vedere livelli abbassarsi e canali asciugarsi. Una sperimentazione che vuole vedere l'impatto della direttiva europea sull'intero sistema idrogeologico della Marca, che in pratica significa meno acqua non solo nelle canalette plurisecolari della Brentella, ma anche nel Sile, con rischio asciutta per Giavera, Limbraga, Piavesella, e di conseguenza problemi per le città che utilizzano i canali per il deflusso fognario, centro storico trevigiano, solo per fare un esempio. Credo che, come tutte le problematiche, possono essere viste come opportunità quindi per tutti di intervenire su queste problematiche una volta per sempre ed avere l'opportunità di dare una risposta definitiva. Ecco perché continuiamo a dire che non è un problema del consorzio, degli agricoltori, ma è un problema del territorio. Ancora cronaca, operai e spacciatori, la doppia vita di 2 ventenni trevigiani arrestati dai carabinieri. Perquisita l'abitazione, i militari hanno trovato un dischetto quantitativo di droga. Sentiamo. Operai provetti, diligenti e professionali, ma con una doppia vita. Fuori dall'orario di lavoro, spacciatori di vari tipi di sostanze stupefacenti. In manette sono finiti 2 ventenni di San Pietro di Feletto. I carabinieri li tenevano d'occhio da diverso tempo. Più volte i militari avevano ricevuto segnalazioni della presenza dei 2 ragazzi nel centro cittadino mentre spacciavano dosi. Così i carabinieri hanno deciso di intervenire. È stato predisposto un posto di blocco, fermata l'auto con a bordo 3 giovani, i 2 sospettati ed un altro ragazzo che aveva addosso solo pochi grammi di sostanze stupefacenti. Per lui è scattata una segnalazione alla prefettura come consumatore. Gli altri 2 invece erano in possesso di diverse droghe. Perquisite anche le abitazioni, i militari hanno trovato e sequestrato droghe di ogni tipo, bilancini di precisione e circa 5.000 euro in contanti ritenuto a provento di spaccio. I 2 sono stati arrestati. Il giudice ha disposto la scarcerazione con l'obbligo di firma in attesa del processo. E la Guardia Forestale di Monselice ha individuato e denunciato il responsabile dell'abbandono di calcinacci, scarti di attività di macelleria, plastiche e taniche lungo la sponda arginale del fiume Adige a Gorgo Anguillara Veneta. Si tratta di un algerino 18enne che aveva gestito una macelleria islamica con selve fino allo sfratto avvenuto lo scorso 18 di gennaio. I carabinieri si erano attivati dopo che il sindaco di Anguillara Veneta il 19 di febbraio aveva richiesto il loro intervento dopo che era stata appunto riscontrata la discarica abusiva. Ebbene, dopo un mese di indagini i militari dell'Arma sono riusciti ad individuare l'autore dell'abbandono selvaggio dei rifiuti e a denunciarlo. E restiamo nel padovano perché un viaggiatore sorpreso in autobus a Padova senza biglietto ha avuto una reazione davvero violenta al punto da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Non solo viaggiava in autobus senza biglietto, ma quando è stato sorpreso dai controllori è andato in escandescenze al punto da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda un 51enne padovano che ai controlli della polizia, arrivata con una volante in via Vigonovese, è stato anche trovato in possesso di un coltellino. L'uomo è stato denunciato per resistenza pubblica ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Ci fermiamo ora per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco, restate con noi con la prima edizione dei nostri TG. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Ancora notizie da Padova perché conto alla rovescia in città per l'accensione di un nuovo autovelox lungo la tangenziale. Sentiamo.
Non solo viaggiava in autobus senza biglietto, ma quando è stato sorpreso dai controllori è andato in escandescenze al punto da rendere necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Protagonista della vicenda un 51enne padovano che ai controlli della polizia, arrivata con una volante in via Vigonovese, è stato anche trovato in possesso di un coltellino. L'uomo è stato denunciato per resistenza pubblica ufficiale e interruzione di pubblico servizio. Ecco, evidentemente questo era il servizio relativo al viaggiatore scoperto senza biglietto. Vediamo se siamo in grado di riproporvi tra poco il servizio relativo al nuovo autovelox che entrerà in funzione a Padova. Intanto restiamo nel Padovano, andiamo a Chiesa Nuova dove apre un supermercato ecologico. La facciata in ceramica fotoattiva, pensate, pulisce l'aria come un bosco di 70 alberi, bloccando gli agenti inquinanti. Sentiamo. Una facciata in ceramica fotoattiva per 1012 metri quadri in grado di catturare gli agenti atmosferici inquinanti e depurare efficacemente l'aria alla stregua di un bosco di quasi un centinaio di alberi. È l'innovativo fiore all'occhiello di un restauro all'insegna dell'architettura sostenibile che lì ha scelto per il punto vendita di Chiesa Nuova e che va dall'illuminazione a LED alle colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Abbiamo trovato un materiale che ha questa qualifica di assorbire le polveri sottili. E certificato, ovviamente, brevettato, tra l'altro dovrebbe essere un brevetto italiano, e questa parete praticamente assorbe le polveri sottili come se ci fossero, come se avessero piantato 70 alberi. Quindi come se avessero piantato 70 alberi qua a Chiesa Nuova. Da oggi in poi tutti i nostri stabili avranno questo materiale per assorbire le polveri sottili e quindi migliorare l'aria delle persone. Un'azienda che oltre ad aver creato posti di lavoro ha sempre avuto un occhio di riguardo all'ambiente con oltre 10.000 alberi donati da lì ai suoi clienti, tra cui 3 veri e propri boschi nelle aree urbane di San Donà di Piave, Carmignano di Brenta e Limena. Gli ultimi successi che abbiamo avuto, siamo stati i primi che abbiamo donato 10.000 alberi diremo così, al suolo, no? Abbiamo fatto 3 boschi, eccetera. Siamo apprezzati in Europa, ci hanno portato come esempio, che l'ha accennato prima col discorso, insomma. Un'attenzione all'ambiente e una storia imprenditoriale riconosciuta. È un imprenditore speciale, nella misura in cui, al di là di oltre i 3.000 posti di lavoro che ha creato a Padova, mostra come si possa fare impresa con un'attenzione al sociale, con un'attenzione all'ambiente. E io credo che questo sia un esempio da prendere e da seguire, anche in ambiti diversi dalla grande distribuzione, dove abbiamo bisogno di ripensare i modelli di business e dobbiamo ripensare la relazione tra l'impresa e la città. A Venezia ora con il varo della nuova imbarcazione del Trifoglio Rosa di Mestre. C'è stato un momento toccante dedicato alle donne che non sono sopravvissute al cancro. Vediamo il servizio. Fiori e palloncini rosa in cielo, ognuno per ogni donna che non ce l'ha fatta. Una cerimonia dedicata a loro nel giorno del varo della nuova imbarcazione, domenica mattina appunto a San Giuliano alla Canottieri di Mestre del Trifoglio Rosa, la squadra di donne operate al seno e sopravvissute. Dobbiamo essere unite, specialmente noi donne, e io sempre estendo l'invito anche alle donne che non hanno subito malattie, che sono sane, integre nel loro fisico, di avvicinarsi anche a noi, a questo sport che darà senz'altro coraggio, serenità e entusiasmo. Lo potranno trarre proprio dalle nostre donne in rosa, che sono donne coraggiose perché già hanno affrontato una malattia di cancro, l'hanno superata e insegnano a tutti ad essere coraggiosi, sereni in mezzo al mare. Le campionesse mondiali di Dragon Boat ora hanno a disposizione un dragone di 12 metri e 20 posti, un materiale leggero adatto alle competizioni, bianco con decorazioni a squame verde sui lati, giusto per la laguna. Ci è stata donata dalla signora Maria Rosaria Paticchia e tutto è accaduto sedute al bar. Si stava parlando, c'ero io, Maria Rosaria ed Ivonne, e sentendoci parlare ha espresso questo desiderio. All'epoca sarebbe stato in memoria solamente del figlio, poi purtroppo
e nei mesi successivi è venuto a mancare anche il marito. Ecco perché poi è stata fatta la targa in memoria sia di Stefano sia di Giampaolo Baroncini. Ecco, vediamo ora il servizio relativo al nuovo autovelox che entrerà in funzione a breve lungo la tangenziale di Padova. Lunedì si accende l'ennesimo occhio elettronico sulla tangenziale di Padova. Il nuovo autovelox, posizionato subito dopo l'uscita per Ponte di Brenta, inizierà una fase di pre-esercizio nella quale si limiterà a rilevare la velocità delle automobili. Dopo 2 settimane si comincerà a fare sul serio. Il limite è di 90 km all'ora. Chi lo supera si vedrà arrivare una multa che potrà variare a seconda della velocità rilevata da 41 fino a 828 euro. E siamo al termine di questa edizione, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo questa sera l'appuntamento con 20:10, subito dopo i telegiornali si tornerà a parlare di politica e di elezioni amministrative a Treviso, in studio con Ferdinando Avarino, Giovanni Manildo, attuale sindaco che si ricandida anche per il secondo mandato. Grazie dunque per essere stati con noi, vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo per le prossime ore con il nostro meteo. Buon pomeriggio. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Dopo la neve torna il bel tempo asciutto e stabile sul Triveneto, tuttavia con la presenza di venti freddi sul nostro paese. Vediamo il dettaglio di martedì 20 marzo. Sul Veneto sarà una bella giornata di sole, tempo asciutto ovunque, ampio soleggiamento dunque su tutti i settori, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature, le minime saranno comprese tra lo 0 e i 3 gradi, massime tra 5 e 9 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà infatti una bella giornata di sole con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Le temperature minime saranno comprese tra 0 e 1 grado, massime tra 7 e 9 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Qui sarà instabile con qualche pioggia e con locali nevicate, specie al mattino, ma migliorerà col passare delle ore. Temperature minime sui 2 gradi, valori massimi compresi invece tra 10 e 12 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.